Rapallo controllerà i varchi di accesso alla città con nuove telecamere di videosorveglianza. Tutto nasce da un accordo tra Ministero dell'Interno e Regione Liguria per la promozione della sicurezza presentato per i comuni liguri sopra i 15.000 abitanti, ma che coinvolge anche due comuni sotto i 15.000 abitanti. Nello specifico Rapallo ha presentato un progetto d'intesa con Santa Margherita Ligure, Camogli e Coreglia Ligure per un finanziamento richiesto di 60.000 euro. E questa mattina in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha dato il via libera, un tassello fondamentale per il prosieguo dell'opera. Ora, la domanda dovrà essere inviata entro il 1 ottobre. Le aree che verranno controllate dagli occhi elettronici, secondo il progetto, sono 4. Nella strada provinciale 58 della Crocetta, nella strada provinciale 31 che collega Rapallo con il comune di Camogli attraverso l'abitato di San Martino di Noceto, nella via di Bana che collega Rapallo con Camogli e sulla strada statale Aurelia al confine tra Rapallo e Santa Margherita. È soddisfatto l'assessore comunale Franco Parodi. Con questo progetto, spiega, si andrà a completare il piano per la sicurezza in tutti i punti di accesso alla città. I 4 portali saranno rimovibili, verranno installate telecamere bifacciali capaci di registrare i passaggi dei veicoli e le loro targhe. Il server è nel nostro comando, ma la cosa importante è ricordare che come sistema di videosorveglianza del comune di Rapallo noi operiamo in sinergia con le altre forze di polizia presenti sul territorio, carabinieri e polizia di Stato, in quanto hanno l'accesso diretto alla visione delle nostre telecamere. Quindi si tratta di un progetto volto allo scambio informativo tra le polizie locali e le forze di polizia ad ordinamento nazionale.